Un passo per volta, piano piano, come le tartarughe. È la Gagiandra, nome che in dialetto significa appunto tartaruga, una cooperativa sociale sorta da una costola della Casa dell'Ospitalità, nata ad aprile, ora si sta facendo conoscere in città e non solo. La Gagiandra è una manifattura dove si riciclano stoffe e vestiti usati che rinascono sotto forma di borse di tutti i tipi, presine, copricuscini, custodie per cellulari e tanti altri oggetti ancora. Tutti rigorosamente fatti a mano, tutti pezzi unici, realizzati con l'aiuto di una macchina da cucire e con tanta fantasia. Coordina l'attività Irene Gomez, esperta nell'ambito del recupero delle stoffe, e nella cooperativa lavora Maria Rosaria, una giovane senza dimora, ospite della Casa dell'Ospitalità. La Gagiandra è nata infatti con l'obiettivo di offrire un'opportunità lavorativa a persone senza dimora, non un posto che duri per sempre, ma un'occasione per acquisire competenze, il rapporto con i clienti, la manifattura, la gestione di un registro di cassa, da spendere poi nel mondo del lavoro. La cooperativa si trova a Sant'Alvise, all'ex Umberto I. Il negozio è aperto il martedì e il giovedì pomeriggio, ma è possibile acquistare anche online e ci sono già i primi clienti dall'estero.